E allora Maurizio Tiozzo, che è uno dei promotori di questo evento che stamattina andiamo a presentare, quello di Mare Slow, che si effettuerà a Piazzola Subrenta il 21 e 22 di maggio. Abbiamo anche poi la Presidente, la dottoressa Elena Boscolo, in rappresentanza dell'associazione albergatori e anche come Presidente del Consorzio di Promozione Turistica. E anche come Presidente del Consorzio di Promozione Turistica di Chioggia, e in più, ultimo non ultimo, Attilio Assaggiolato, che è il Presidente regionale di Slow Food Veneto. Io non volevo aggiungere altro, passo la parola a Maurizio Tiozzo che illustra un po' tutto il progetto. Va bene, per la prima volta Chioggia va a Padova, generalmente sono gli amici di Padova che vengono a visitare e trascorrere le ore serene e liete sottomarine a Chioggia. Questa volta siamo io rappresento un'azienda che da 20 anni esporta un po' quello che sono le tradizioni culinarie non culturali di una città come Chioggia, che del mare ovviamente ha fatto una risorsa, quindi soprattutto dal punto di vista enogastronomico tutti conoscono Chioggia per quello che sa fare, quello che sa dare. Quindi abbiamo scelto una location straordinaria che è quella di Villa Contarini, che ovviamente merita anche visitarla. In questi 2 giorni, dal 21 al 22, ci sarà la possibilità non solo di degustare, di conoscere quello che sono le ricette, i prodotti tipici di una città come Chioggia, ma saranno 2 giorni dove ci saranno conferenze, incontri, mostre, dibattiti. Abbiamo fatto questa iniziativa in collaborazione con Slow Food, quindi ci saranno la presenza di presidi di Slow Food, quindi non solo le eccellenze di un territorio come Chioggia, ma anche di un territorio veneto. Quindi saranno 2 giorni intensi, fatti di tante iniziative. Ovviamente io auspico che le famiglie, perché poi ci saranno anche delle mostre, dei video, faremo vedere le TV, faremo vedere tante altre cose. La parte poi dedicata agli incontri, ai dibattiti è interamente gestita da Slow Food, e poi magari saprai illustrare quali sono le iniziative nell'andare nel concreto. Su questo tipo di progetto siamo riusciti a fare squadra, non è facile fare squadra, noi siamo riusciti grazie ovviamente alla Regione Veneto, al Comune di Chioggia, abbiamo con noi l'Associazione Albergatori di Chioggia, il Consorzio Lidi di Chioggia, le cooperative di pesca, quindi AUP Fasolari, la Cogero, e quindi è un progetto che vede insieme una città. L'auspicio è che riusciamo a rappresentare al meglio quello che saranno ovviamente le nostre tradizioni, quindi cedo la parola all'amica del Consorzio. Grazie. Allora, noi come Consorzio e anche come albergatori non potevamo non appoggiare questo progetto, anche perché è un nuovo modo di fare promozione, la gastronomia. Portare la nostra gastronomia, i nostri piatti all'interno delle città, delle piazze delle città del Veneto non è una cosa da poco, è un qualche cosa che fa conoscere i nostri piatti, che comunque sono già conosciuti. È un modo per far conoscere la nostra città, come diceva prima, con gli eventi che comunque riportano sempre la nostra Chioggia, ed è un modo per fare squadra, perché stiamo capendo, ed è così, che quando si è uniti si possono portare a casa risultati straordinari. La nostra cucina è conosciuta non soltanto nel Veneto, la conoscono tutta sulla parte alta dell'Italia, e questo è un modo per far capire anche a chi non ha la possibilità di venire nella nostra località, ma di trovarsi nelle loro piazze come se fossero nella nostra Chioggia. I nostri imprenditori possiamo dire che sono stati bravissimi, perché imprenditori turistici sono stati bravissimi perché nonostante la pandemia, nonostante la guerra, si sono messi in gioco
dai risultati statistici di Federalberghi abbiamo visto che durante il periodo pasquale abbiamo avuto un 10% in più di presenze rispetto al 2019, un 2019 che sembrava l'anno massimo, no? Il maggior anno con le presenze super, invece no, noi, il Veneto, è riuscito, grazie agli imprenditori, ad avere dei risultati ben più importanti, insomma. E questo ci fa sperare bene che il Veneto ha tutte le carte in regola per continuare ad essere la località scelta dagli italiani, il maggior numero, cioè essere la località scelta maggiormente rispetto ad altre località, avere più turisti che vengono nelle nostre spiagge che in altre spiagge del resto d'Italia. Quindi io vi ringrazio di questo incontro che abbiamo fatto oggi e siamo positivi perché i dati ce lo danno e ringrazio ancora gli imprenditori che si adoperano affinché questo sia fattibile, perché solo così si può andare avanti. Grazie. Ricordiamo anche che Chioggia è stata candidata ed è andata in finale tra le prime 10 per Città della Cultura 2024, quindi sicuramente questo è servito anche, sta servendo per aprire una ulteriore finestra in quello che sono poi le nostre bellezze, perché Chioggia non è solamente cucina, cioè le calli, i campielli, le calli, quindi le tenue, le varie isole che abbiamo, quindi ce ne sono cose non solo da degustare ma anche da vedere, quindi le prospettive sono rose. Sì, infatti Chioggia è arte, storia, cultura e non si appoggia solo a quello che è la spiaggia e la gastronomia, ha tantissimo da offrire, nel suo piccolo ha molto da dare. Oltretutto il New York Times ha preso esatto. le località del mondo da vedere nel 2022 e adesso passerei la parola ad Attilio Sacciorato, che è presidente, penso che da poco anche da un anno circa sono presidente di Slow Food Veneto, che comunque lega quello che diceva poco fa Maurizio Chiozzo, e adesso cedo la parola ad Attilio. Sì, salve a tutti. Beh, diciamo che quando ci è stato proposto di entrare in questa squadra, noi abbiamo aderito in maniera entusiastica sin da subito, proprio per il fatto stesso che abbiamo visto intanto un bel progetto. Un progetto che comunque in un certo senso ricalcava quelle che sono anche le nostre tematiche, perché le nostre tematiche sono quelle di valorizzare i prodotti del territorio, ma anche specialmente il discorso di una cucina più lenta, ma anche più adatta a tutti quanti. Quando si parla di mare, noi da sempre parliamo della sostenibilità e parliamo per esempio di valorizzare il pesce azzurro rispetto ad altri pesci. La proposta che ci era stata fatta, nella quale noi ci siamo trovati immediatamente d'accordo, è stata proprio quella di creare una squadra che ponga attenzione su tutti quanti questi piccoli particolari, per cui siamo stati subito felici di partecipare. Noi in questi 2 giorni seguiremo tutta una serie di eventi anche culturali, nel senso che presenteremo per esempio una interessante conferenza la domenica mattina che parlerà sia delle problematiche legate al mare, ma anche specialmente una visione differente di quello che può essere, di come può essere considerato il mare secondo le nostre culture. Non svelo di più perché avrei piacere che ci fosse tanta gente che partecipasse, proprio per scoprire che noi abbiamo sempre visto il mare inteso come la distesa d'acqua dove passare le vacanze. Vediamo il mare sotto un'altra ottica, più importante, più significativa, e questo è il tema che sarà trattato. Parleremo per esempio anche dei vari tipi di pesce che sono arrivati, i pesci alieni, quelli che sono i pesci che sono arrivati da altre nazioni, da altri continenti, per cui ci saranno tanti temi da trattare. Contemporaneamente però avremo anche l'occasione di presentare sia i prodotti dell'Arca e sia i presidi. Prodotti dell'Arca e i presidi sono dei progetti nei quali Slow Food lavora da oltre 20 anni e che sono le valorizzazioni di prodotti che stavano scomparendo.
nel Veneto, tanto per citarne alcuni, posso citare per esempio l'Asiago Stravecchio di Maiga, il Monte Veronese, parlando di formaggi, oppure il Morlacco. Posso parlare per esempio della Stortina Veronese piuttosto che dell'Oca in Onto. Questi sono prodotti che la mia generazione ha conosciuto benissimo perché facevano parte della nostra cultura alimentare. Le giovani generazioni rischiano di perdere e non è giusto. Per questo motivo noi abbiamo valorizzato questi prodotti, li presenteremo in questa occasione. In questa occasione presenteremo anche alcuni prodotti dell'Arca, cioè prodotti che stavano anche questi per essere dimenticati, e mi riferisco per esempio al miele di Varena della Laguna Veneta, e che sarà ufficialmente presentato in questa occasione all'interno delle manifestazioni del 21 e 22 maggio, che naturalmente, come hanno detto chi mi ha preceduto, si terranno in una villa spettacolare, forse una delle ville più belle del Veneto, a Piazzola del Brenta. Penso che sia doveroso per tutti quanti parteciparvi, sia per la parte culturale sia per la parte anche gastronomica che in queste occasioni ci sarà. Avete mai assaggiato la seppiolina con il miele di Barena? Bene, venite. Ecco, ai colleghi che sono presenti sono sempre tutti invitati a essere presenti poi l'inaugurazione sarà domenica Sarà sabato 21 alle ore 10:30.